Dai. Ma devi salire sopra, dalla prima parte. Tutto là. Va bene, va bene, va bene. Sì, vai avanti a destra. Vai, c'è importazione. Ecco. No. Amici di Sportissimi, ciao! Da Salvo Geraci siamo live dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani e Castellammare Parmonval, giornata numero 22 del Girone A di eccellenza siciliana. Castellammare in maglia nera con il 3-5-2 di Gianluca Cardinale, Di Paola in porta, in difesa Lobosco, Caronia e Tarantino, da destra verso sinistra, centrocampo Taibi, Musso, Messina, Milana e Lopez, in attacco Ba e Guaiana. A disposizione in panchina Pileri per la porta, poi Adamo, Pizzolato, Caiozzo, Di Matteo, Oliveri, Terranova, Ribaudo e Frisella. Risponde la Parmonval in tenuta bianca, anche in questo caso 3-5-2 per Aldo Bellingardo, che sostituisce Corrado Mutolo, squalificato fino a fine stagione. Minini in porta, Piscopo, Sanchez e Di Maria in difesa, centrocampo Torres, Passero, Sanz, Russo e Cervello. In attacco El Amraoui e Martinez, in panchina Chimento a disposizione per la porta, poi Zerbo, Follari, Tamaio, Buscetta, Ruisi, Mancuso, Caronia e Sorrentino. L'arbitro della partita è Giuseppe Mandracchia della sezione di Agrigento. Due assistenti sono Elisabetta Gianquinto di Marsala e Martina Iannazzo di Trapani. Quasi tutto pronto per iniziare questo pomeriggio di eccellenza con il Castellammare che questo weekend disputa la propria partita di domenica. Di solito la squadra trapanese è protagonista negli anticipi del sabato per esigenze dei giocatori della squadra di Cardinale. La partita è stata posticipata a questa domenica. Anche la Parma gioca di sabato le proprie partite in casa, ma essendo in trasferta poco cambia per i propri match fuori dal Francolo Monaco. Tutti comodi, è iniziata Castellammare Parmonval. Castellammare che oggi ritrova capitano Adamo a disposizione, ma non è al meglio, siede in panchina. Sono tornati dalla squalifica Pizzolato e Musso, con Pizzolato in panchina e Musso che torna a disposizione dal primo minuto. Ancora infortunato Amato, mentre lato Parmonval oggi grande assente Capitan Rappa, centrocampo, espulso dopo 13 minuti nella partita contro il Gela di settimana scorsa, persa al 90° in casa. Torna dalla squalifica invece El Amraoui a comporre l'attacco con Gaston Martinez, ancora assente Cardinale per infortunio da diverso tempo, così come sono out da tempo lato Castellammare Vaccaro, Urso e Baio. C'è sole oggi a Castellammare del Golfo, bella giornata, leggero fresco, da togliersi il giubbotto pur essendo a metà febbraio. Temperatura ideale per giocare a calcio. Giornata di campionato che è iniziata ieri con la vittoria del San Giorgio Piana in casa del Casteldaccia, anche se si è trattato di campo neutro, si è giocato a Marineo. Sarà così anche per la prossima stagione per quanto riguarda le gare casalinghe del Casteldaccia. 3-1
per la squadra di Piana degli Albanesi questo pomeriggio. Oltre a Castellammare Parmonval c'è la sfida tra Oratorio Marineo e San Vitolo Capo, c'è Marsala Super Giovane Castelbuono, Gela Accademia Trapani, Unitas Sciacca Folgore Castelvetrano, Martinica Audace Don Carlo Misilmeri, la capolista Athletic Palermo impegnata a Lascari. Nel corso del pomeriggio vi daremo i soliti aggiornamenti. Pallone è preso qui da Piscopo che scarica al suo destro, finisce sul fondo alle spalle di Paola, che ha bisogno del cappellino oggi per ripararsi dal sole che gli batte contro, così come tutto il Castellammare, mentre ce l'ha alle spalle la Parmoval, quindi agevolata sotto questo punto di vista. Taibi allarga per Musso contro Sanchez, si va a prendere la rimessa laterale. La battuta per Guaiana, protegge un po' palla, finisce per servire cervello, in scivolata prova il colpo la spazza Caronia più lontano possibile, finisce dall'altro lato per un Castellammare che vuole tornare alla vittoria dopo il 2-2 contro il Casteldaccia di settimana scorsa, partendo da uno svantaggio di 0-2, è stato il secondo risultato utile consecutivo, perché settimana scorsa c'era stata la vittoria in casa del Partinico Audace. Sesto posto per la squadra di Cardinale, 30 punti, a meno 4 dalla zona playoff, quel quinto posto occupato dalla Don Carlo Misilmeri. Invece la Parmoval reduce, come dicevamo prima, dalla sconfitta al 90° in casa contro il Gela secondo, grazie proprio a quei 3 punti si ritrova a -1 dalla vetta occupata sempre dall'Athletic Palermo, che di contro aveva perso in casa contro l'Unitas Sciacca. Parmoval più giù in classifica rispetto al Castellammare, 8° posto a 27 punti. Infatti in caso di vittoria oggi ci sarebbe l'aggancio proprio ai trapanesi. Rispetto alla zona play-out c'è un vantaggio di 6 punti, ma la lotta a salvezza è davvero interessante, con più squadre coinvolte rispetto alla lotta per il vertice, dato che parliamo del duello tra Athletic e Gela. Tra l'altro la prima e la seconda si affronteranno nel prossimo weekend, sabato, anticipo di fuoco al Salvatore Favazza di Terrasini, che sarà a porte aperte per rendere tutto ancora di più in crescendo per le emozioni che si potranno vivere quel giorno. Punizione Castellammare. Ce ne sono 2 in barriera, sistemati da Minini. Fischia l'arbitro. Si parte con la proposta, lontana di testa Martinez a dare una mano dopo la proposta indirizzata verso il centro da parte di Musso. Si cerca di allontanare il secondo pallone che rimane in campo. Poco fa Caronia l'ha buttato fuori. Rimessa lunga, direttamente in mezzo Minini in 2 tempi. Stava passando oltre le sue braccia. Infatti se le ritrovate dietro la testa, poi ha ritrovato l'equilibrio il portiere della Parmoval e ha bloccato il pallone. Di Maria cade assieme
a Taibi, non c'è nulla per l'arbitro. Allora a Passero per Russo. Torres la tocca Passero. Niente da fare, fermato Ba, anche se continua a lottare da terra. Il gambiano ha rimessa per il Castellammare, che sembra essere la squadra che ha iniziato meglio questo primo tempo, anche se il primo tiro della partita in assoluto è stato della Parmoval. Tacco di Ba, successivamente viene spinto su assist per Sanchez, che rilancia l'aggancio qui di Guaiana, che salva tutto per Musso, rientra verso il centro, pallone per Messina, per qualche attimo pensa anche alla conclusione, pallone per Tarantino, il cross in mezzo respinto, lo stesso ancora della Castellammare con Lopez, c'è la rimessa, si è lamentato un tocco di braccio in tribuna, ma il possesso è rimasto per il Castellammare, dunque potenzialmente si poteva parlare della norma del vantaggio. Rimessa lunga ancora una volta verso Messina, di testa i capelli rossi di Sanchez, poi El Amraoui dietro per far rilanciare e trovare Martinez, che controlla anche grazie al rimpallo. Niente di che, si ritorna dietro da Piscopo. Torres lasciali per Russo. Ora Cervello dietro per Di Maria. Contrasto con Torres protagonista. Passero, l'unico approdo dal mercato invernale dall'argentino, cross in mezzo per Martinez, colpo di testa che va fuori, non di molto, grande occasione per la Parmonval, decisamente più pericolosa rispetto a quella di prima. Grande stacco di Gaston Martinez. Qui Torres lotta, Messina non ce la fa a recuperarla, ci pensa lì Lopez, che è in zona. Di Maria vede Guaiana fino all'ultimo, il rilancio di Minini di testa. Messina la sfiora Ba, la riprende Sanz di testa Caronia, la sfiora Russo, adesso la colpisce di testa. Cervello, capocannoniere della Parmonval, si tratta soltanto di un difensore, pensate un po'. Sanchez vede l'inserimento di Cervello, che è ancora un po' indietro, allora Musso la recupera lui, rilancia verso il centro del campo. Guaiana, forse un tocco da parte di Di Maria, va, tocca avversario regolare, e allora Piscopo va dietro da Minini, che rilancia di testa Tarantino. Lopez per tornare in difesa nella Castellammare. Il play oggi è Milana, che nelle ultime partite ha svolto il ruolo di esterno a destra. E l'Amraoui scivola, ma allo stesso tempo c'è la deviazione di Lobosco, calcio d'angolo. Oggi la scelta di Cardinale è arrivata anche per quanto riguarda l'utilizzo di tre punte, perché c'è anche Taibi oltre alla coppia formata da Ba e Guaiana. Angolo Parmoval con El Amraoui in mezzo a Sanchez, con una sorta di tacco finisce fuori. Molto trattenuto in mezzo all'area l'ex Athletic Palermo.
Lato Parmaval, l'assetto è più o meno sempre quello di inizio stagione e non è scontato per una squadra di eccellenza. A volte c'è l'utilizzo di due attaccanti puri da parte di Corrado Mutolo, con Martinez che è stato affiancato alcune volte con Zerbo, solo che la maggior parte delle partite l'ha iniziate dalla panchina, anche per la sua età. Parliamo di un classe 82. Torres, cross in mezzo, liscio di Caronia. C'era comunque Passero, si inserisce El Amraoui fino in fondo. Tarantino si prende la rimessa dal fondo. Quindi per chiudere il discorso, l'Amraoui fa un po' la seconda punta al fianco di Martinez, nel momento in cui ci sono due attaccanti puri a impiegare il reparto offensivo della Parma. L'Amraoui si gioca dal primo minuto, va a centrocampo. Qui è larga la conclusione di Guaiana, sicuramente non pericolosa. Di Maria, attaccato da Guaiana, fallo. Sanchez rischia un po', battendo così la punizione, la prende comunque Cervello. E l'Amraoui verso Martinez, esce Di Paola. Tarantino, verticalizzazione a trovare Taibi. Pallone largo verso Lopez, rimessa dal fondo che viene conservata dalla Parmaval, con del sacrificio da parte di Torres. Arriva qualche indicazione anche da parte di Corrado Musolo, che si trova non a moltissimi metri rispetto a noi, si trova in tribuna. L'allenatore della Parmaval squalificato. Di testa lo Bosco impedisce alla Parmaval di andare avanti. L'arbitro parla con Messina, chiede di aspettare per la battuta a Cervello. Messina accetta la decisione dell'arbitro, allora Cervello scambia con Passero, che si propone in avanti, decide di calciare, trova Messina, pallone ancora al limite, lo alza Russo di testa, sale Sanz, va a commettere fallo, travolge Ba, è salito direttamente di sopra. E allora si riprende con una semplice punizione, passaggio inaspettato per Messina, che poi se la vede con Sanz. Coinvolto anche nel fallo di prima, adesso anche in questo qui. Tarantino, Lopez controlla, poi non la vede più e allora rimessa a Parmaval. Torres la batte, Caronia chiude nei confronti di Martinez. Sanchez, Di Maria, c'è Musso in traiettoria, pallone per lui, scatta Ba,
verticalmente vorrebbe il passaggio giusto verso di lui, un po' prevedibile. Cervello dietro per Di Maria, passaggi sullo stretto per la Parmaval, ancora Josef Cervello, Di Maria, deviazione avversaria, rimesso laterale. Muto l'ho chiesto alla sveglia a Giovanni Di Maria. Di Maria ha risposto cosa potevo fare di più. Ecco a posto, Giovanni. Dai, guarda, dai. Dai. Rimessa laterale per il Castellammare con la battuta di Mattias Lobosco di testa di Maria. La tocca sì, e allora prende metri. Squadra ospite. Occhio che è lunga. Musso, corto per Guaiana, scambiano i due. Il palo vincente per Guaiana, va per Messina. C'è Milana. Dall'altro lato il Castellammare con Tarantino, finta il cross, poi va avanti. E fallo di Tarantino. Voleva conquistare la punizione per la sua squadra, Tarantino. Finito per commettere fallo. Battuta lunga di Sanchez, 20°, ancora non tantissime occasioni, soltanto quella di testa avuta da Gaston Martinez, fatto tremare Di Paola. Di Maria, Cervello, non supera lo Bosco, sotto gli occhi di Cardinale che applaude. Nel frattempo esce sangue dal braccio di Martinez, ha chiesto un fazzoletto alla propria panchina. Pardon, Sanchez in difesa. Tanto passero per El Amraoui, lo Bosco stavolta è fallo. Intervento falloso del difensore della Castellammare. C'è il Marsala in vantaggio contro la super giovane Castelbuono. Il gol di Giardina al rientro dalla febbre. Marsala 1, super giovane 0. Punizione Parmonval. Corrado Muto lo chiede a Russo di marcare Ba in caso di ripartenza, sottolineando il fatto che Ba è veloce. Parte la punizione in mezzo di Sanz, deviazione in angolo. Continua a essere offensiva la Parmaval. Ancora Santiago Sanz dalla bandierina. Tantissimi movimenti nel cuore dell'area. L'arbitro va a interrompere tutto il via vai di giocatori nel giro di pochi centimetri per arrivare prima sul pallone. Adesso si può andare con Sanz deciso sul secondo palo. C'è però
Segnalazione dell'arbitro di fuorigioco, e allora calcio di punizione. Piscopo, fallo, spinta da dietro, assolutamente fallosa, intenzione di Taibé. La presenza vicino al pallone che verrà calciato da El Amraoui per questa punizione in mezzo, deviazione sulla traversa, grande occasione per la Parmoval, ne arriva un'altra con Cervello. Sbaglia lo Bosco il passaggio, Parmoval che sta pensierendo il Castellammare anche dal punto di vista psicologico. State calmi, dice Cardinale ai suoi, infatti. Battuta da ripetere. Va Cervello, El Amraoui, Cervello sterza, El Amraoui pressato da Abba, ultimo tocco. E del giocatore della Parmoval, Cardinale protesta. L'arbitro se la prende con lui. Perché è responsabile della sua panchina. Merito a qualche protesta. Potremmo intuire. Lo Bosco. Rimessa su Sanz di testa Martinez. E Lambraui nel controllo, interviene Messina. E allora lancio lungo di Musso, non la riesce a prendere Taibi. È più un attacco a 3 quello del Castellammare con Taibi a sinistra, Guaiana a destra e punta centrale. Sanz e Lambraui la prende, serve Passero, larga per José Torres. Il cross in mezzo, non proprio in mezzo, un po' largo, la prende Cervello. Serve dietro Russo, la prende a malapena, poi cerca di commettere un contrasto su Ba che può avanzare. Allora Guaiana allarga da Tarantino, un po' lenta la manovra del Castellammare. Tarantino infatti va al lancio lungo verso Ba sul secondo palo, non ci arriva benissimo, colpisce fuori. Il rinvio di Minini di testa Lo Bosco, la prende. Adesso Musso aggira gli avversari, sta andando prima dietro, poi preferite andare avanti. Taibi fuori gioco. Di testa Cervello, pallone per Passero, profondo, Caronia, prima di Martinez. Tarantino rilancia ma non c'è nessuno, di testa la prende Piscopo. Torres, lancio lungo direttamente per Di Paola. Messina
La prende Tarantino. Un po' spinto Guaiana, infatti lamenta qualcosa, la riprende Sanchez, lancia l'Amraoui, pallone troppo lungo, infatti Caronia ha assoluto respiro per agire. Tarantino profondo, corre Guaiana di testa, la schiaccia Sanchez che poi la spazza prendendo anche il palo che sorregge uno dei fari dello stadio. Controllo dubbio qui di Milana, tutto a posto per l'arbitro. Tarantino, cross in mezzo, in testa Cervello, più in alto di tutti. Musso ripropone, secondo palo, non ci può arrivare Lopez. Ancora Tarantino, un nuovo traversone in mezzo, il colpo di testa di Taibi, fuori di poco. Dall'altro lato la prima occasione arriva anche per il Castellammare con Dario Taibi. A segno dell'ultimo match contro il Casteldaccia ha fatto lui il gol del 2-2, permettendo alla Castellammare di prendere il punto da quella partita. E l'Amraoui fermato con fallo da Tarantino. Occhio qua ragazzi, occhio! Punizione Parmonval. Sanz col destro e l'Amraoui col mancino. E l'Amraoui in mezzo, Messina allontana di testa, schiaccia Sanz, Passero al volo, mette un po' di brividi a Di Paola, finisce fuori. Traiettoria strana. È andata a scendere ormai quando era troppo tardi. Superata la mezz'ora, sempre 0-0. Parmonval più pericolosa con la traversa colpita da Martinez. Tengo cappellino, dico! Si perde un po' di tempo per la battuta di questa rimessa lunga, per trovare il compagno giusto. Russo per El Amraoui, mette a correre Russo, il cross di prima intenzione altissimo. Martinez non la può prendere, giustamente in maniera pulita Taibi, un po' aggrappato Di Maria, poi con una giocata prova ad andare in mezzo a tre, alla meglio Di Maria, Passero e l'Amraoui prova a prenderlo Messina, l'Amraoui cade senza fallo, non c'è neanche vantaggio. Sanchez rischia un po', non la prende Sanz, deve rientrare Russo e allora allarga per Di Maria, di prima in mezzo tra El Amraoui e Martinez. Alla fine il Castellammare riprende il possesso. Musso va, non ci arriva, c'è Cervello di testa,
L'alza per Martinez. Caronia la mette il fuorigioco, non c'è nulla. Fallo sì di Tarantino. Punizione Parmonval. Dai ragazzona, dai! Parmonval che nella trasferta di Marsala ha trionfato soprattutto grazie a situazioni da palla ferma. C'è stata la grande punizione di Santiago Sanz, che adesso è pronto con il destro, con il mancino potrebbe andare El Amraoui. La punizione in porta era un po' da posizione defilata, qui siamo più centrali, parte Sanz, il suo tiro in porta quasi, finisce fuori e stava per ripetere quel gol a Marsala, l'argentino. Ci è mancato poco. Ci sono situazioni in cui basta dietro Guaiana e Taibi, quasi a fare da trequartista, ma questa cosa non si verifica tanto nel momento in cui il Castellammare gioca con il pallone. Il tiro di Tarantino, deviazione di Russo e angolo per il Castellammare. Se la prende con i suoi Bellingardo dalla panchina della Parmonval. Battuta corta, vedremo. Con Musso che lascia l'area di rigore per andare a battere lui. Ha cambiato idea per quanto riguarda lo schema il Castellammare, infatti anche Messina raggiunge i compagni in mezzo all'area. La battuta al centro, infatti c'è Martinez che allontana, la riprende Lopez. Nuovo cross, secondo palo, troppo largo, si cercava la testa di Messina per sfruttare la sua altezza, ma niente da fare per la squadra di Cardinale. Dai ragazzi, guardiamo, dai! Nel rilancio di Minini, con tutti questi rimbalzi, stava finendo verso l'area avversaria. Non ha presa nessuno. Qui Torres aspetta la rimessa laterale, poi dà una spinta grossa a Taibi che rimane giù. Violenta questa scelta di José Torres. Poi Guaiana gli parla, gli dice qualcosa. Intanto l'Athletic Palermo è avanti all'Ascari 2-0. Arbitro parla con Caronia. Caronia qui la tocca, la allontana Milana, a terra Guaiana, si continua a giocare. Taibi contro Piscopo, pallone lasciato lì a Lopez, adesso Tarantino. Pallone morbido, la prende Sanchez, non ci può arrivare Guaiana. Manca l'aggancio di testa Piscopo, la mette fuori.
Ancora una volta sarà rimessa lunga verso il centro dell'area. Sanchez, poi il tiro al volo oltre la traversa di Milana. Parlano a distanza Corrado Mutolo e Lamraoui. Di fatto sta subendo poco la Parmanval. Non è fuori per l'arbitro questo pallone di Taibi. La rimessa per il Castellammare che rimane avanti. Valo Bosco verso Messina, di testa Sanz, anche a farsi un po' male. Lo Bosco scivola, interviene fallosamente e stavolta l'arbitro non lo grazia e cartellino giallo per Lo Bosco. Intervento duro. Su Sanz che rimane a terra, interviene anche la panchina. Lo Bosco viene richiamato da Caronia, da Messina per le prossime volte. Continua a parlare con Caronia, consigliandogli il miglior modo per mettersi meglio se gli ricapiteranno situazioni come queste. È molto meno domenica Corrado Mutolo voleva qualcosina in più rispetto al cartellino giallo, paragonando questo episodio a quello dell'espulsione di Rappa. Arrivata dopo 13 minuti dal fischio d'inizio. Castellammare che si conferma la squadra più cattiva di questo campionato. Infatti ha preso più cartellini gialli in tutto il girone A di eccellenza. La Parmaval invece si conferma cattiva per aver preso il miglior numero possibile, il maggior numero possibile di cartellini rossi. Qui altra situazione su cui si discute un po'. Martinez ce la fa a servire Di Maria. Il cross riesce, ma di testa c'è Tarantino. Piscopo sullo sguardo per il cross provato da Torres. Taibi dietro per Tarantino. Ricomincia il Castellammare. Tra più recupero alla fine del primo tempo. Spinta fischiata dall'arbitro.
da parte sempre di José Torres. Messina di testa, la prende Cervello, arriva Ba, Cervello resiste, e allora pallone è di Sanz. Torres, lancio, Caronia di testa prima di El Amraoui, adesso Tarantino incontra Russo, non è sul pallone perché Caronia chiude un'altra volta, rimessa a Parmaval. Insiste. Simo, metti la tua e fai passare Torres. Alla fine va Piscopo, la battuta della rimessa è lunga. Martinez arriva, non commette fallo, si continua a giocare. Russo prova a calciare, pallone rimbalza al limite, lo recupera Piscopo, lo mette in mezzo, basso, allontana ancora Caronia. Si è fatto male però Milana. Dani, vieni prima, passami prima, non si torni meno. Andrea, passami a lunga. Rilancia di Paola. Sole se n'è andato, quindi ha avuto modo di levarsi il cappellino. Occhio a Taibi. La prende anche l'altro portiere, Minini. Ragazzi, andiamoci, dai. Lo Bosco non la prende di testa, Caronia è lì. Di Paola se la chiama. Si muove sempre dopo che si muove la palla, non lo capisci che non la beccava. Taibi cerca la sponda, niente da fare. Di testa Lo Bosco sta rischiando sempre di più e fallo da parte sua. Giallo per Musso che è andato a protestare al posto di Lo Bosco. Il secondo ammonito della partita. Stanno finendo anche i primi tempi dagli altri campi, sempre 0-0 tra Gela e Accademia Trapani. In questo momento l'Athletic Palermo è a +4 con questo vantaggio all'Ascari. Gela che ha preso al momento soltanto un punto. Di Maria al volo, ma si va negli spogliatoi, finisce il primo tempo, forse si lamenta qualcosina in area. Tutto si placa con lo 0-0 tra Castellammare e Parmonval. Parmonval più vicina al vantaggio un paio di volte, soprattutto con la traversa di Martinez, con la punizione di Sanz che è finita a lato di poco. La squadra ospite però è viva e sicuramente lo dimostrerà nel corso della ripresa. Castellammare altrettanto, ma di più, dato che è stato meno pericoloso. Noi ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa, sempre live dal Matranga.
La capolista Marsala Futsal cerca in casa del CUS Palermo punti importanti per proseguire il proprio viaggio solitario al comando della classifica del girone H di Serie B di Futsal. La partita inizia però all'insegna degli attacchi da parte della squadra di casa con questo calcio di punizione tentato da Leto, la palla respinta dall'estremo difensore marsalese. Insiste ad attaccare la squadra di Sgro che qui raccoglie i frutti con il gol dell'1-0. Esplode la parte di pala CUS riservata ai tifosi palermitani, si sblocca il risultato e a sorpresa a sbloccarlo è la squadra di casa. Non ci mette molto però il Marsala Futsal a reagire, qui De Bartoli si divora il gol dell'1-1 da pochi passi, ma sul calcio d'angolo seguente arriva Abate che con il tocco di giustezza batte Lo Piparo, realizza l'1-1 e viene subito abbracciato dai compagni, rimette subito in riga la partita la capolista con Abate che predica calma. Qui Marsala che recupera un pallone dalla propria retroguardia, c'è subito la ripartenza con la conclusione di Patti che si perde fuori di pochissimo. Lo Piparo che sembrava battuto, insiste la squadra di Torrecon qui con De Bartoli che anticipa l'uscita di Lo Piparo ma non trova la porta. Poi dall'altra parte tiro libero per il CUS Palermo, lo batte Fifetto Leto che realizza il 2-1. Torna avanti il CUS, autore di un ottimo primo tempo a testa alta e alla pari con l'indiscussa capolista di questo campionato, l'esultanza di Leto che poi ha un'altra chance sempre dal dischetto del tiro libero. L'arbitro fischia, lui parte col suo sinistro, questa volta arriva la parata e anche sul tapin tentato da Quinario che va ad un passo dal 3-1. Dall'altra parte torna ad accendersi De Bartoli che va in contropiede, batte Lo Piparo 2-2. L'esultanza davanti ai tantissimi tifosi giunti da Marsala per tifare per la capolista e c'è il secondo aggancio in questo primo tempo molto intenso giocato al Palacus. De Bartoli che prova ancora a mettersi sulle spalle la squadra, qui conclusione che si perde fuori. Altra palla persa dal CUS Palermo che nel finale del primo tempo sbanda in maniera evidente. Bravo Lo Piparo su Foderà, poi ancora De Bartoli torna dal suo numero 26 che controlla e calcia ancora Lo Piparo col fianco a dire di no. Con le immagini prodotte da Andrea Germano passiamo al secondo tempo che inizia così, con questa azione neanche 10 secondi. De Bartoli scarta sul sinistro, spara la bomba mancina dal limite, batte Lo Piparo 2-3. Per la prima volta in vantaggio la capolista con l'assolo di De Bartoli che inizia il suo personale show di questo secondo tempo. Lo vedremo più avanti, ma intanto vediamo il tentativo di reazione da parte del CUS. Qui non riesce il tap-in vincente da pochi passi, ma occhio a questo calcio di punizione, è uno schema per De Bartoli con la spaccata, col mancino davanti la porta. Era andato a vuoto Lo Piparo sulla punizione e allora non solo il primo vantaggio della gara, ma per il Marsala è la prima volta con 2 reti di vantaggio. Altro calcio di punizione per la squadra di Torrecon che questa volta va per i pali e questa volta Lo Piparo è bravo. Il CUS cerca di reagire ma il Marsala ha decisamente cambiato marcia e qui ancora con De Bartoli trova la rete del 2-5 dopo la bella giocata in tandem con Foderà, l'abbraccio tra i due, il +3 della capolista del campionato che adesso allunga e qui cerca anche di difendersi dagli attacchi da parte del CUS. Qui Quinario perde palla, poi la riconquista con un po' di furbizia e davanti al portiere non sbaglia. È la rete del 3-5, tutto il talento e tutta l'intelligenza e la furbizia di Marco Quinario per riportare sul -2 il CUS che adesso ci crede e con questa conclusione impegna ancora il portiere ospite. Poi ancora un'azione tentata dal CUS Palermo con il servizio sulla sinistra, la respinta ancora dell'estremo difensore marsalese. Calcio d'angolo dall'altra parte per il Marsala, bravissimo Lo Piparo a volare su Patti. Poi ancora tentativi da parte della squadra in maglia azzurra con la conclusione non benissimo qui Lo Piparo. La palla poi scaricata indietro da De Bartoli e c'è gloria anche per Foderà che realizza la 6ª rete del Marsala Futsal. Ma a prendersi gli abbracci in panchina, un gol pesantissimo perché stava provando a crescere il CUS Palermo che qui perde una brutta palla in power play e allora De Bartoli piano piano buono 3-7 e ancora gol e sono 5 per De Bartoli in un'altra giornata campale per lui. E poi su questa azione termina la partita, arriva la sirena finale ed è l'ennesima meravigliosa vittoria per il Marsala Futsal che continua a correre a punteggio pieno verso la Serie A2. Perde ancora in casa il CUS Palermo.
Primo tempo abbiamo offerto una prestazione bruttissima, la squadra è scesa in campo svogliata, non era sulle gambe. Diciamo che sulle seconde palle loro arrivano sempre prima di noi. Abbiamo incontrato un Casteldaccia che era ben messo in campo e aggressivo al punto giusto, quindi non è solo demerito nostro. Che hanno fatto una grande partita e ci ha messo in difficoltà, ma noi primo tempo spenti. Secondo tempo abbiamo reagito bene, siamo entrati in campo da Castellammare e l'abbiamo recuperata. Addirittura la potevamo anche vincere, come poi all'ultimo la potevamo perdere, però eravamo troppo sbilanciati, ormai pensavamo di fare anche il 3-2. Alla fine siamo contenti perché per come si era messa la partita è un gran punto. Però c'è un po' di rammarico per come abbiamo regalato un tempo, ma ci accontentiamo. Sicuramente puntavamo a vincere in casa, era il nostro obiettivo. Ti ripeto, purtroppo non è stato così, però per come è andata la partita ci prendiamo questo punto che è prezioso. Cercheremo di vincere la prossima in casa con la Parma. Vale. Prendere gol alla fine del primo tempo nei minuti di recupero è stata, diciamo, una mazzata tremenda. Prendere 2-0 all'inizio della ripresa avrebbe, diciamo, ucciso un toro, e invece questa squadra ha dimostrato ancora una volta di avere carattere, di avere grinta, e abbiamo recuperato la partita. Forse magari sarò di parte, però nel secondo tempo li abbiamo chiusi nella loro metà campo e probabilmente avremmo anche meritato il 3-2, però voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Queste partite normalmente si perdono e aver preso un punto comunque ci fa andare avanti e evitiamo una sconfitta che in un determinato momento della partita sembrava cosa fatta, però ripeto, voglio esaltare e sottolineare la reazione del gruppo che ci ha creduto e abbiamo realizzato 2 gol di ottima fattura. Un pareggio comunque con una squadra viva, che il Casteldaccio è una squadra viva e secondo me Pietro Tarantino non avrà difficoltà a centrare la salvezza. Noi continuiamo il nostro percorso, ci avviciniamo al raggiungimento della salvezza, abbiamo un altro turno in casa, giocheremo di domenica questa volta contro la Parmonval. Sarà anche questa una partita dura perché la Parmonval è una delle squadre più in palla del campionato, una squadra molto rognosa e sarà sicuramente una bella partita. Ripeto, cercheremo noi di onorare il campionato fino all'ultimo, tanto cercheremo di blindare la salvezza e finché la matematica non ci darà, non ci confiderà, cercheremo di attaccare possibilmente il quinto posto per dare un senso al nostro campionato. Il primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, la dovevamo sbloccare già prima, però è arrivata al 46esimo con un grandissimo gol di Mocciano e abbiamo considerato un primo tempo veramente fatto bene. Secondo tempo abbiamo fatto il 2-0 e poi forse è subentrata la paura di vincere, perché purtroppo quando magari insegui il risultato può succedere pure questo. Poi loro hanno avuto un po' di supremazia e sono stati bravi a fare il 2-1, ingenui noi perché l'abbiamo preso su un fallo laterale e poi il 2-2, però dico che è un peccato per noi perché abbiamo buttato veramente 2 punti al vento. Alla fine potevamo fare pure il 3-2, ma pazienza, Giovanni sta tirando la carretta tutto l'anno, ha fatto un altro gol oggi, mi sembra che è il capocannoniere del girone. Io sono contento dei miei 2 attaccanti, più Fuschi, stanno facendo un grandissimo campionato. Peccato perché ripeto, potevamo fare veramente il colpaccio qua con questa squadra che per me è una delle squadre più forti che c'è in questo categoria. La prossima settimana giochiamo col Piana, un'altra partita difficilissima come tutte le altre, però giochiamo in casa, per dire in casa, giochiamo a Marineo e giocheremo per vincere come abbiamo fatto tutte le partite. Dobbiamo giocare sia quest'anno e il prossimo anno fuori casa. La data è novembre 2026, però si sa, la burocrazia, quella italiana, non si sa quando iniziano, non si sa quando finiscono.
È iniziato il secondo tempo di Castellammare Parmonval 0-0 il parziale, ma la Parmonval si è resa più pericolosa con la traversa di Martinez e con la punizione di Sanz che è finita fuori di poco. Ci ha provato anche Cervello, insomma Castellammare ha subito un po', ci ha provato con Taibi ma senza centrare la porta, per questo anche la Parmonval. Vedremo che ripresa sarà. La cosa certa è che non ci sono stati cambi all'intervallo, dunque si riparte dagli stessi 22 in totale. Castellammare in maglia nera con Di Paola in porta, Lo Bosco, Caronia e Tarantino in difesa, Musso, Milana, Messina e Lopez a centrocampo, Guaiana e Taibi in attacco. A disposizione in panchina Pileri per la porta, poi Adamo, Pizzolato, Cagliozzo, Di Matteo, Oliveri, Terranova, Ribaudo e Frisella. Parmoval che invece risponde con Minini in porta, Piscopo, Sanchez e Di Maria in difesa, Torres, Russo, Sanz, Passero e Cervello a centrocampo, e Lamraoui e Martinez in attacco. A disposizione in panchina Chimento per la porta, poi Zerbo, Follari, occhio a questo pallone nel frattempo, bloccato da Di Paola. In panchina nella Parmaval ci sono anche Tamaio, Buscetta, Ruisi, Mancuso, Caronia e Sorrentino. L'arbitro è Giuseppe Mandracchia di Agrigento, assistito da Elisabetta Gianquinto di Marsala e Martina Iannazzo di Trapani. Parmaval che inizia questa ripresa per come ha un po' gestito il primo tempo, rendendosi pericolosa. Con questo risultato fermo sullo 0-0 ci sono stati cambiamenti invece dagli altri campi, dove l'Athletic Palermo vince 2-0 all'Ascari. Hanno segnato Spinola e Mistretta. Qui ci prova Sanz, confusione alta. C'è il Marsala avanti 3-0 sulla super giovane Castelbuono. C'è l'Unitas Sciacca avanti 1-0 sulla Folgore Castelvetrano, ha segnato Cipolla. 0-0 tra Oratorio Marineo e San Vito Lo Capo, 0-0 anche tra Gela e Accademia Trapani, così come in Partinico Daci e Don Carlo Misilmeri. Ieri l'anticipo dove il San Giorgio Piana ha vinto in casa del Casteldaccia 3-1 sul neutro di Marineo. Sanchez
cerca Martinez, blocca Lo Bosco. Primi movimenti da bordo campo, lato Castellammare, dove si stanno scaldando due giocatori, ovvero Frisella e Terranova. Per la linea di centrocampo Frisella potrebbe prendere il posto di Lopez sulla fascia sinistra. Terranova invece potrebbe prendere il posto di Milana o Musso. Potremmo ipotizzare Musso, dato che è stato ammonito, così come è stato Lo Bosco all'interno dei primi 45 minuti. Passero verso Martinez, un po' lunga, allora Caronia. Russo, Piscopo, scontro con Tarantino, Martinez allarga per Cervello, leggermente impreparato ma alla fine tutto ok, c'è il varco per servire Martinez, trova il tacco la Parmoval con Passero, la insegue Sanz ma ce l'ha Ba che può andare a correre, si fa vedere Lopez, lanciato l'ex della partita. Anche questo pallone risulta essere lungo. Tra gli ex figura anche Bartolo Caronia al centro della difesa nel Castellammare. Alla Parmoval però giocava da mediano. Ci sarà il primo cambio per il Castellammare a breve con l'ingresso di Frisella e anche di Terranova. Sarà un doppio cambio quindi. El Amraoui va col mancino in mezzo, secondo palo, il colpo arriva da parte di Andrés Passero, 1-0 per la Parmoval. Grande cross di El Amraoui che viene abbracciato come l'argentino. In vantaggio la squadra ospite con questa invenzione di Sami El Amraoui, non particolarmente apprezzato da Mutolo qui in tribuna, dato che è squalificato. Adesso è servito l'assist per Passero, 1-0. Si va con il doppio cambio per il Castellammare. Entra Terranova, esce Lopez. Quindi Lopez farà spazio a Frisella sulla corsia di sinistra. Esce Taibi. Entra Frisella. Taibi non contentissimo, ha dato un calcio alla panchina. Dunque vantaggio Parmoval. Di fatto al primo tiro in porta della partita con Passero. Ammonizione. Dato Castellammare. Sarà punizione per la Parmoval. Battuta la punizione, la insegue Martinez. Adesso Guaiana. La spinta di Martinez è fallosa. E allora Tarantino. Frisella. Passaggio per Terranova. Scambiano i due nuovi entrati. Guaiana largo.
per Frisella con Terranova a terra, si rialza adesso, Frisella continua a giocare palla, sponda di Guaiana di testa, Terranova un po' indietro, la va a recuperare la Parmoval con Passero, Caroni a vuoto, Martinez stava per andare da solo, non è stato così. Occhio alle ripartenze di Gaston Martinez in caso di spazi vuoti. Cervello in rovesciata, Lo Bosco di testa, la va a salvare Musso, e allora Russo e Lambraoui, Passero per Sanz, Martinez si fa vedere Russo, Martinez prova ad andare a sinistra dove c'è e Lambraoui non prende neanche la rimessa laterale per i suoi. 3-0 Athletic Palermo a Lascari, ha segnato Sangare, dunque Lascari 0, Athletic 3. Lo Bosco di testa, non fa metri questo pallone, allora Martinez prova a scambiare con Passero. Messina, regolare, eh? No, il suo intervento su Sanz, allora punizione Parmonval, che dopo il vantaggio si prende questa punizione, rimane nella metà campo avversaria. Vantaggio che è arrivato grazie al gol di Passero, non è il primo del suo campionato, infatti ne ha fatti altri 3 contro il San Vitolo Capo, decisivo. In quel caso è arrivato anche nella trasferta di Marsala, in quel 3-0, nel pareggio interno contro l'Unitas Sciacca, dove la Parmoval ha terminato la propria partita in 9 uomini, quindi poteva perderla anche perché lo Sciacca fallì un rigore a 3 dalla fine, con Cari calciando fuori. Dunque quarta rete in campionato per Passero. In 7 partite da quando è arrivato in Italia e alla Parmoval. Musso si fa vedere Caronia, pallone che sbatte sul petto di Di Maria, cade l'ex leonfortese, allora protegge Sanz, fallo. Calcio di punizione. Qualche protesta verso l'arbitro? Manca un pallone buono. Per quanto riguarda quello di riserva, infatti è stato messo subito fuori. Nuovo arrivato Martinez, solita sponda. Lambraoui anticipato da Messina. Adesso Tarantino guarda la profondità. Seba di testa arriva prima Piscopo, adesso nel lancio lungo di Martinez per Lambraoui non ci può arrivare. Fallo su Frisella, anche per il Castellammare c'è un calcio di punizione. Vedremo se questa partita si metterà come quella contro il Casteldaccio, dove Castellammare poi ce l'ha fatta a pareggiarla, ma lì si trattava di un svantaggio di 2 gol. Al momento qui siamo soltanto a 1 subito.
Frisella, mancino in mezzo. Era interessante quel pallone per Tarantino. È stato anticipato. Stava andando avanti e poi si scontra con Piscopo, il quale ha la peggio. Allora, punizione. Altri movimenti da bordo campo. Sempre lato Castellammare si sta scaldando Di Matteo per l'attacco. Oltre a Ribaudo, che è il prossimo ad entrare. Sanz di testa lo Bosco, ancora Russo e Lambraui, posizione regolare, voleva passarla a cervello in ritardo, allora rimessa laterale per il Castellammare con Musso, salta Guaiano, non la prende, Russo per la Parmoval, altra rimessa sempre per il Castellammare, non riesce ad andare avanti la Parmoval, si chiede il cambio da bordo campo, l'arbitro se ne accorge ora e allora entra Ribaudo, esce Lo Bosco. Terzo cambio per Cardinale. Sanchez, serie di colpi di testa, c'è anche quello di Terranova, decisivo per far ripartire il Castellammare. Frisella, si fa vedere Tarantino, il cross di Frisella in mezzo, stava arrivando a allontana Sanchez e Lambraui, c'è un po' di spazio per la Palmoval, ma ci sono pochi uomini. Sale Torres, arriva Messina, tacco dietro, stava per riuscire il servizio dell'Ambraui. Guaiana si scontra con Sanz, tutto ok. Piscopo e Lambraui, c'è lo scontro con Tarantino, infatti rimane giù e Lambraui. Torres prova a rubare il pallone a Frisella che butta fuori, al rispetto di Lambraui che ha risentito del colpo. Parla con l'arbitro e Lambraui voleva qualcosina in più. Si riprende dalla rimessa della Parmoval che consegna tutto alla Castellammare. Di testa Di Maria, Sanchez la regala di fatto a Ribaudo, si è sistemato a destra. Frisella, cross col mancino, occhio alla traiettoria sul secondo palo, Musso non ci arriva per poco. Chiamati Russo prima! Dai, occhio ora! Martinez, tacco dubbio, infatti l'ha presa con la mano. Di Paola, Tarantino, gol linea per Terranova, anticipato. Guaiana, largo per Messina, un po' di spazio per il Castellammare, ma la Parmaval riesce a tornare. Guaiana non la prende, Torres la rilancia, Passero la perde, allora
Il passaggio di Musso per Ribaudo. Si allarga Tarantino. Lancio lungo di Ribaudo, non c'è nessuno che si fa vedere. Rimasti fermi sia Frisella che Guaiana. Si capisce poco qui la squadra di casa. Tra qualche minuto il quarto cambio per il Castellammare con Di Matteo. Non muove una virgola invece la Parmonval. Musso verso il centro, va attacco, Guaiana, controllo e tiro, il gol, è stato il tocco di Minini, la pareggia il Castellammare con Simone Guaiana, 1-1 al Matranga. La dedica alla tribuna, il gol di Guaiana che pareggia i conti. Si va con la sostituzione, ingresso in campo di Di Matteo. È entrato addirittura Adamo in campo per dare qualche consiglio ai suoi. Entra Di Matteo. Esce Musso, che ha lasciato il campo dall'altro lato. Dunque 1-1 grazie alla rete di Guaiana. Consegnava dal girone d'andata dall'8 dicembre, trasformò un calcio di rigore a Castelvetrano contro la Folgore, finì 2-2 sul suo ritorno a Castellammare, felice debutto stagionale in biancazzurro con gol, appena arrivato dall'Accademia Trapani, oggi fa il suo secondo con questa maglia in questa stagione. La munizione intanto per Torres. Per Guaiana sono 4 in totale in questo campionato dopo i 2 segnati con la maglia dell'Accademia. Pallone in mezzo di Ribaudo della bandierina, 4-0 Marsala sulla Supergiovane Castelbuono. C'è anche il San Vitolo Capo in vantaggio 2-0 a Marineo contro l'Oratorio. Angolo di Ribaudo in mezzo, il colpo cercato da Guaiana, spazza via El Amraoui. Adesso il Castellammare ha un altro atteggiamento, vuole seguire la scia della ripresa contro il Casteldaccia. Caronia, sponda di Guaiana verso Ba, prova a metterla giù, c'è l'avanzata da parte sua col destro, adesso prova ad andare col sinistro in mezzo con l'esterno, sull'esterno della rete, però l'atteggiamento c'è, e come?
nella squadra di Cardinale. Si sta scaldando Mancuso a bordo campo per la Parmonval assieme a Buscetta. Vuole controbattere Bellingardo assieme a Mutolo dalla tribuna. Lancio lungo verso Martinez, si invola Caronia, si prende anche la punizione per il fallo di Martinez che si becca il giallo. Altro ammonito nel corso di questa partita. L'arbitro chiede ad Adamo di sedersi, viene ammonito. Stavo guardando la partita all'impiedi assieme ad Amato, soltanto che Amato non rientra tra i giocatori disponibili. Lui se lo può permettere di guardare la partita da altri lati del campo. Adamo invece è a disposizione, anche se non al meglio. Allora viene sanzionato dall'arbitro con l'ammonizione abbastanza inutile, tant'è che Adamo era in diffida, allora non potrà essere disponibile per la prossima partita del Castellammare in casa della Don Carlo Misilmeri settimana prossima. Sanchez se la tocca, allora Tarantino, cross in mezzo, Minini prova a controllarla, l'alzata di Di Matteo, niente da fare per un possibile colpo in porta. Giù Caronia, Martinez, occhio la Parmonval, c'è l'Ambraoui dall'altro lato, Martinez per Ambraoui, davanti la porta l'Ambraoui, gol della Parmonval, il 2-0 con dedica speciale, il raddoppio della squadra ospite con il gol di Sami El Ambraoui. Maglietta speciale per il 2-0 di El Ambraoui. Cambio per la Parmonval, entrerà Buscetta dal possibile colpo della rimonta. La Parmonval ha fatto 2-1. Con la rete di El Ambraoui in ripartenza. 5-0 Marsala sulla super giovane Castelbuono. Esce Russo, entra Buscetta nella Parmonval. E allora dovrà rifare tutto da capo il Castellammare, che l'aveva pareggiata con Simone Guaiana. La Parmonval si è riportata avanti con Sami El Ambraoui, che la fascia da capitano sulle braccia, quella di Salvatore Rappa, assente per squalifica. La punizione di Episcopo l'aspetta Martinez, sfonda, calcia al volo a terra di Paola. Occhio al Castellammare, si aggrappa a Di Maria, va in mezzo a due, un po' complicato, allora va su Guaiana. Vuole il passaggio, vuole il fallo, Frisella lo ottiene, calcio di punizione.
Castellammare che cerca di rispondere al primo gol in campionato di Sami El Amraoui. Realizzò un assist nella trasferta di Casteldaccia lo scorso 3 novembre, partita persa però per 2-1. Oggi trova il suo primo gol della stagione, punizione di Frisella, in mezzo allontana il solito Sanchez, la ributta dentro Terranova per Ba, si allarga Tarantino, Frisella si scontra con Sanz e punizione un'altra per il Castellammare. Scelta dell'El Amraoui in barriera con El Amraoui che si stacca, cross in mezzo. El Amraoui adesso la spazza, non fa metri. L'ultimo tocco di Frisella, rimesso laterale per la Parmonval. Ragazzi, concentriamoci! Dai Simone! Martinez subisce fallo, trattenuta pesante di Tarantino. Vai più avanti, mettila più avanti. Simo, mettila più avanti, sì. Dovete stare in silenzio! Passero la alza, secondo palo e l'Amraoui al volo. Grande parata di Paola, ma tutto fermo per fuori gioco. Sami, tira dietro! Ragazzi, dai! Passero e Sanz scambiano. C'è anche Buscetta. E l'Amraoui scambia con Buscetta. Va l'Amraoui fino in fondo. C'è la pressione di Ribado, cross in mezzo Martinez. Fuori di poco. E giallo per Frisella. Occasione Parmonval per fare 3-1. Con Gaston Martinez. Si scalda Oliveri nel Castellammare. Potrebbe essere lui il protagonista del quinto e ultimo cambio. Ba decide di andare con il sinistro. Torres di testa, la prende Tarantino. Va alla conclusione, prende la schiena di Guaiana. Niente da fare, di testa Caronia, ma per Martinez che la protegge, c'è El Amraoui servito. Preferisce fare un po' con calma Alex Mazzara e allora cervello in difesa da Di Maria. Lancio lungo, a terra Buscetta, fallo. Accorcia all'oratorio Marineo contro il San Vito Lo Capo. Marineo 1, San Vito 2. Sfida a salvezza molto importante quella del Biagio Conte.
C'è il dato spettatori da parte dell'assistenza di produzione. I presenti al Matranga oggi sono 143. Sono 25 i tifosi arrivati da Palermo. Punizione battuta da Di Maria, altissima. Girati, oh! Vieni, Torres, abbassati! Stava andando Di Matteo, poi è finito per perderla e allora rimessa per la Parmaval. Mancano 10 minuti più recupero alla fine. Con la Parmaval che vorrebbe a questo punto chiuderla. Grande lancio di Passero Caronia, retropassaggio per Di Paola. Pallone indirizzato verso Martinez che sta avendo più modi di essere pericoloso in questo secondo tempo. La spazza Torres, occhio a questo pallone, finisce fuori. L'Amraoui sembra essere stanco dalle pallone di Bellingardo. Corrado Mutolo ha detto deve stringere i denti. Parma che non ha modo di fare tanti cambi nel corso delle proprie partite perché la maggior parte delle riserve sono giocatori della Juniores. Potrebbe entrare Follari al suo posto, vedremo se ci sarà modo. Scelte abbastanza limitate. Dovesse esserci un altro cambio, si parlerebbe di Gaetano Zerbo per far rifiatare qualcuno in attacco. Anche lo stesso Zerbo potrebbe prendere il posto di El Amraoui, dato che El Amraoui gioca sulla linea offensiva assieme a Martinez. A terra Sanz, fallo. Assai Lucasi, sonneggia. Assai Lucasi. Non sapete mica il sei già, so. E punizione per la Parmonval. Batte Santiago Sanz, stavolta va al cross in mezzo, cerca Martinez di testa, si trova in fuorigioco anche se la prende Di Paola. Tarantino verso fallo di Piscopo. Batte Tarantino, cerca Messina, colpo di testa in mezzo, allontana Di Maria. Molto bene. Tra poco entrerà Mancuso nella Parmaval, che sta finendo il proprio riscaldamento. Dai, veloce, gioca veloce, Per dare una mano in difesa. e fallo! Dai! Martinez, fino alla fine Milana e il suo pressing. Pallone su Sanz, allarga, va a prendere però Di Matteo. Cervello, ancora Di Matteo, sbaglia il passaggio verso Messina. Non molto contento.
Lo sta prendendo la decisione su chi far uscire per l'ingresso di Mancuso. Ci sarà un cambio a centrocampo con Torres che fa la mezzala e con Mancuso che prende il suo posto sulla fascia destra. Ragazzi, occhio, va bene, guardate i compagni, dai. Piscopo si è proposto lui di fare il quinto con Mancuso sulla linea dei difensori. Esce Lambraoui, alla fine sì, confermato il suo cambio. Entra Mancuso. Con Mancuso che va sulla linea dei difensori, approvata la richiesta di Piscopo che va a fare il quinto. In attacco ci va Passero. Fuori Lambraoui, grande partita la sua, assist per lo 0-1 di Passero e gol, quello dell'1-2 al momento decisivo. Martinez, sponda per Torres, sbaglia il lancio, la Parmoval con Sanz, finisce fuori. Senza uscire, vai dietro. Di testa Mancuso, primo pallone per lui. Sanz non ce la fa a controllarla e allora rimessa Castellammare. Stavolta la situazione è diversa rispetto al match pareggiato contro il Casteldaccia. Da 0-2 a 2-2 è arrivata la reazione. Qui il Castellammare è andato nuovamente in svantaggio, dato che era riuscito a pareggiarla con Guaiana. L'alzata di Passero verso Buscetta, niente da fare, cervello in anticipo. Sanz gira da Piscopo, ce la fa a prenderla ma non c'era nessuno da quelle parti. Allora Tarantino, Guaiana, largo da Frisella, la rimessa del Castellammare. Occhio che è lunga! È lunga, occhio, Gotto, occhio, Gotto. Attaccati, Gotto. Attaccati, Gotto. Rimessa lunga di Tarantino, di testa il colpo all'indietro di Frisella, c'è però il fallo in attacco ai danni di Mancuso. Minini batte la punizione, sfortunato nel gol subito, segnato da Guaiana. Torres, centrale per Di Paola. Grande presa di Frisella senza subire fallo, poi lo commette su Sanz. Rischia Frisella perché era stato ammonito prima. Parmoval che magari ha avuto più un atteggiamento difensivo dopo aver segnato il gol dell'1-2, però non si sta risparmiando quando ha la possibilità di andare avanti. Infatti ha avuto anche l'occasione per segnare il terzo gol con Martinez che qui lotta in prossimità della bandierina. Il pallone però è passato a Caronia. Di Maria salta cervello un po' più in là rispetto a Di Matteo. 2-0 dello Sciacca
contro la Folgore Castelvetrano. Il gol di Erbini su calcio di rigore. Siamo nel tempo di recupero al Gurrera. Qui siamo un po' più indietro al Matranga. Caronia, pallone lungo per Ba. Non c'è nessuno. Ora Terranova, Cervello. Si scontra con Musola, alza Sanz. C'è il fallo. Fischiato. E punizione. Si scalda anche Zerbo per la Parmaval. Martinez servito da Sanz. Interviene Milana. Cervello vuole conquistare la punizione, lotta anche da terra. Alla peggio rispetto a Di Matteo che rilancia. Guaiana, spazio per il Castellammare. Guaiana aggrappato da Sanz. E poi si fa male, c'è il giallo per il centrocampista della Parmaval. Taccuino ammoniti abbastanza riempito quello dell'arbitro. Saranno 5 minuti di recupero a partire da adesso. Sanchez di testa, gara ottima. Il pallone di Messina viene girato per Frisella, cross leggermente deviato, c'è stato il tocco di Minini. Secondo lui no, perché si pensava al pallone già uscito. L'arbitro non è di questo avviso, allora calcio d'angolo per il Castellammare che continua nella sua lotta verso il pareggio. L'angolo di Ribaudo sul primo palo, cercato Caronia, il tocco, Tarantino ancora Caronia in acrobazia, va cercato anche lui la conclusione, lancio di Torres, corre Martinez, S di Paola che la spazza. Lancio lungo di Passero, Martinez al volo! Gaston Martinez la chiude la Parmaval, 3-1, ha colpito la traversa nel primo tempo. Qui con un gran tiro batte Di Paola. La grande conclusione di Martinez, abbracciato da tutta la squadra e anche dalle riserve in panchina. Niente da fare per il Castellammare che torna, possiamo dirlo, ormai alla sconfitta per colpa di questo gol di Martinez. Sta risultando essere decisivo. Si va con il cambio, esce Torres, entra Gaetano Zerbo per questo finale. Due attaccanti veri dunque in campo per la Parmaval, con Zerbo e Martinez al suo gol numero 5. L'ultimo lo realizzò in un'altra trasferta del campionato della Parmaval contro l'Oratorio Marineo. Un gol pesante a 2 minuti dalla fine che consegnò alla squadra di Mutolo il pareggio dopo aver subito la rimonta in seguito al momentaneo vantaggio di Cervello.
segnato anche contro il San Giorgio Piana, gol decisivo, segnato anche all'Ascari in casa, e al Marsala in casa. Qui scontro di gioco, uno per parte a terra, Terranova per il Castellammare. L'autore del fallo ammonito. Su Mancuso è finita, intanto a Marineo ha vinto il San Vito 2-1. È finita anche a Sciacca 2-0 per l'Unitas sulla Folgore Castelvetrano. Qui al Matranga mancano gli ultimi 40 secondi con Martinez che continua a lottare. Di testa Mancuso, anticipato Zerbo. La alza Buscetta, il passaggio è verso Martinez, spazza Caronia. Partita che ormai non ha più niente da dire. Passero dietro con Sanchez. Pallone controllato da Piscopo. Passero, la mette giù. Allarga, cerca Martinez in area di rigore. Deve fronteggiare però la difesa avversaria. Il passaggio per Zerbo. Centrale, basso per Di Paola. Si continua a giocare Dai ragazzi, dai! con gli ultimi secondi a disposizione per i giocatori in campo, con la Parmoval che proprio grazie a questi 3 punti aggancia il Castellammare in classifica a 30 punti. È finita anche a Marsala, dove il Marsala ha battuto la super giovane Castelbuono per 5-0. Tacco di Zerbo, Buscetta, si allarga Piscopo. È in fuorigioco? Sì. C'è anche il triplice fischio con la Parmoval che batte il Castellammare al Matranga 3-1 con il gol di Passero al 51esimo. Guaiana aveva pareggiato i conti al 65esimo e Lamraui al 70esimo e Martinez al secondo minuto di recupero della ripresa hanno chiuso i conti sul 3-1 per la Parmoval. Castellammare che giocherà a Misilmeri contro la Don Carlo nel prossimo fine settimana. La Parmoval invece ospiterà il Casteldaccia in una sfida a salvezza accesissima. Saluti tra i giocatori in campo, è tutto dal Matranga. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Giracci.